Bella a tutti ragazzi, sono Xperio38 e oggi sono qui con una nuovissima serie di un gioco che ho trovato su internet. Allora, scusate, ma l'ho già incominciato, adesso con la pala ho fatto cioè praticamente che noi siamo, cioè con la nostra barca, ci siamo, come potete vedere siamo in un'isola e con la nostra barca ci siamo andati a schiantare su una roccia. E noi con le cose che abbiamo qui attorno dobbiamo cercare di sopravvivere. Adesso allora lui qua dentro, sto deficiente che si va a schiantare contro le rocce, ecco, ha trovato un brugo che ci può sempre servire. Adesso noi con la manina andiamo a mettere qua per vedere se c'è qualcosa. No, non c'è niente. Noi adesso prendiamo la canna da pesca, se magari ce la fa prendere, perché prima ce la faceva prendere, adesso non ce la fa più prendere. Aspetta, che cazzo non mangi? Ecco, sta bene. Prenditi, ora posso provare a fare una cosa, prendiamo il bruco e lo metto qua, sì, no fretta. Io prima ho spostato una roccia, lì c'era un acciarino, adesso sto guardando nelle altre se si trova qualcosa, ma non credo. Oh, aspetta, ecco, come potete vedere io potrei accendere un fuoco, ma non ho il combustibile. Devo prendere questa maledetta canna. Sì, già fatta. Coglione, vuoi prendermi? Dai, che il pesce è buono. Su, prendi il pesce. Non avevo preso il pesce. Ora vieni qua, vuoi prendere il pesce e metterlo a cuocere. Ti serve qualcosa per metterlo in culo? Aspettate, magari mi fa prendere la pala, voglio provare a scavare. Dove posso scavare qua? Allora proviamo a scavare qui. No, capito, perché lui quando scavato una volta è a posto. Capito? Tu devi andare a prendere sta maledetta barca. Is that ok. Cosa si fa qui? Si fa a prenderla. Però ascolta, perché hai trovato il pesce, non ti credere fico, c'è mica Bear Grylls. Ecco qua, allora se lo clicco, dove è il cocco? Non esce il cocco, allora vado a prendere. Se il cocco vado a prendere perché è buono. No, lui se ne va, capito? Non lui vuole le scale. Lui vuole prendere, salire, andare a prendere le scale per prendere il cocco, capito? Lui come a casa, no, ma voglio le scale per andare a prendere il cocco. Non mi dispiace, sì, ce ne abbiamo, ma fanculo, mamma. Allora sei proprio deficiente te. Devi andare a prendere quel maledetto cocco. Se no, io mi incazzo. Molto. Cosa posso fare? Allora proviamo qua. Tu clicca. Che abbiamo ripreso.
La canna da pesca. Voglio provare a cuocere la canna da pesca e vedere cosa mi butto. No, la canna da pesca è essenziale, mi dirà sicuramente. Vermiti. Prova a cuocere sto maledettissimo pesce. No. E magari vai a prendere quella fottutissima cosa. Tu potresti mangiare. Allora, non ci sto capendo molto perché non mi dice del cocco che vado a prendere allora. Quanto è deficiente sto qua. Se ti fai male i maroni, non me ne frega niente, tu devi salire e andare a prendere quelle cazzo di noci di cocco se vuoi sopravvivere. Il bello è che lui la pala la può usare soltanto una volta. Andiamo a vedere un secondo nella buca. No, lui rimane fermo. Beh, e poi come cazzo faccio a continuare davanti? Ti devo fare un taglio nei capelli, cioè cosa posso fare? Come andare avanti? Ascolta, io metto la canna da pesca. Poi se catturo una scuola sono zitto. Dai, muoviti, su. È più bravo l'umino di Minecraft che non un cavolo, arriva lì, legna, tutto, si fa il cibo, tutto. E muoviti. Allora, stavo pensando, e se sparo agli uccelli? Posso rimanere. E mi riprendo la canna da pesca. Però ora io cosa dovrei fare? Devo bruciare? Tu devi, allora, la piccola barca avrà sbattuto contro la roccia. Ok, l'ha sbattuto contro la roccia, ok, però come quella è venuta fino a qui. Cosa sono? Sì, ma spiegatemi, io come minchia faccio a andare avanti? Se devo fare, devo massacrare la barca. Allora, tu spiegami, io ti ho detto di andare di là, e tu vai dal lato opposto, non so proprio efficiente. Ma ti scavo i piedi, così anche. Devi andare a prendere sta maledettissima barca. Io vorrei che lo uccido, spero che muoia. Allora, il bastoncino maledetto c'è già. Tu basta che prendi sto cazzo di pesce, lo metti qua e sei a posto. Non so che cazzo stai dicendo, io non 5 in inglese, cioè non puoi chiedere da me tutto. Dai, come si fa? Come si fa? Dai, stiamo girando come dei negri. Dai, sembriamo dove comprare.
Bruciamo l'albero. Vabbè, proviamo a bruciare l'albero. La prof di scienze, se brucia l'albero, sarebbe molto fiera di me. Perché lei adora gli alberi. Non mi chiedete perché, ma lei adora gli alberi. Inginocchiati il cospetto della buca. Non ci andare sopra. Ma come ti permetti? Dai, che palle. Come cazzo si fa? Ma come si fa? Dai. Se cosa devo prendere le conchiglie? Io non so. Che cazzo faccio? Vabbè ragazzi, il tempo è scaduto anche oggi. Se il video vi è piaciuto, come sempre mettete mi piace, commentate e soprattutto iscrivetevi. Se avete qualche indizio che avete capito come andare avanti in questo gioco, che io non ci ho capito niente, scrivetemelo assolutamente nei commenti. Niente ragazzi, iscrivetevi, mettete tanto mi piace e ciao a tutti.